L'onorevole Calogero Pisano, deputato agrigentino, ha commentato con entusiasmo l'approvazione definitiva del progetto del ponte sullo Stretto di Messina da parte del CIPES. A nome mio personale, afferma il parlamentare agrigentino, e della comunità che rappresento, rivolgo le più sentite congratulazioni al Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, al Presidente del Consiglio Meloni, per aver reso possibile questa svolta epocale. Non è solo un ponte, una visione, un'idea di un'Italia finalmente unita, concreta e moderna. È l'investimento su un mezzogiorno che torna protagonista, che genera lavoro, connessione e sviluppo, afferma il deputato. Il governo Meloni, prosegue Pisano, ha dimostrato con coraggio e determinazione che certe opere si possono fare e si fanno quando c'è la volontà politica, progettualità, tecnica e visione strategica. Pisano afferma, come già promotore dell'emendamento che ha inserito l'aeroporto di Agrigento nel decreto Sud, coglie quindi l'occasione per rilanciare un'altra priorità. Sono certo che dopo questo traguardo raggiunto sul ponte sullo Stretto di Messina arriverà a breve anche il via libera definitivo del ministro Salvini all'aeroporto di Agrigento. È un'opera strategica non solo per la provincia agrigentina, ma per l'intera Sicilia tutta, che renderà finalmente accessibile e competitivo uno dei territori più straordinari d'Europa dal punto di vista turistico, culturale ed economico. L'aeroporto di Agrigento non è un capriccio, è una necessità, è una parte integrante di una visione di sviluppo che questo governo, ne sono certo, saprà realizzare. Questo quanto dichiarato dal parlamentare nazionale agrigentino Calogero Pisano.